Roma, Italia, Accademia dei Lincei. Inaugurazione del convegno Mostra Atlantica, ovvero immagini e testimonianze di una grande storia nascosta dalla geografia. Il dibattito inizia con una domanda: cosa c'era dietro le prime colonne d'Ercole? Prendendo spunto dal libro di Sergio Frau si mettono in evidenza i lati oscuri della moderna geografia a favore delle fonti più antiche che posizionavano le colonne d'Ercole in un preciso punto del Mediterraneo. Frau infatti sposta queste colonne portanti per tutti i miti occidentali allo stretto di Sicilia e di conseguenza individua l'isola di Atlante con la Sardegna, la più grande isola che si incontra arrivando dalla Grecia e superando il canale di Sicilia. Al dibattito partecipano intellettuali di molti campi scientifici, tra questi Louis Godard, Mounir Bouchenaki, vice direttore generale per la cultura dell'UNESCO, Andrea Carandini dell'Università La Sapienza di Roma e Mario Tozzi, geologo del CNR. Il libro di Frau si divide in due parti. La prima è il procedimento per la restituzione delle colonne d'Ercole al canale di Sicilia e la seconda è un verbale di ripristino dell'antico toponimo Insula Atlantis all'Iperborea Sardegna. Mentre la prima ipotesi trova favorevoli tutti gli studiosi intervenuti al dibattito, sulla seconda si incontrano pareri discordanti. Louis Godard predilige l'ipotesi Santorini. I geologi del CNR invece appoggiano la tesi di Frau, confermando il possibile tsunami che 4 secoli a.C. avrebbe investito il sud dell'isola, cancellando la civiltà nuragica e forse la città di Atlantide. Sergio Frau, alla fine del dibattito, ha risposto alle domande di Gavino Sala e Francisco Sedda direttamente ai microfoni di Teleindipendenza. Sentiamolo. Buonasera a tutti gli spettatori di Teleindipendenza, siamo con Sergio Frau qui con noi, tanto gli faccio i complimenti per quest'altro importantissimo risultato, diciamo così, in questo suo percorso di continua investigazione su un tema importantissimo che riguarda la storia della Sardegna e non solo, ovviamente la storia dell'intero Mediterraneo. Siamo all'Accademia dei Lincei dove si è dibattuto cosa c'è oltre le prime colonne d'Ercole. Intanto una prima tua impressione, insomma, com'è arrivare all'Accademia dei Lincei e vedere la propria... uscirne vivo, soprattutto dopo 4 anni vedere quel maturato... No, ma io tenete presente che con la serietà ci campo, quindi sono uscito già con 5 postulazioni di altissimo livello. Certo, c'era già un'Accademia dei Lincei che oggi non è potuto venire, Sergio Donadoni, che è l'egittologo, è uno dei punti chiave di questa visione del Mediterraneo. C'era una Maria Giulia Madasi Puzzo, insomma c'è dei nomi che già... anche l'UNESCO aveva già in qualche modo... Sì, ma insomma è una cosa talmente normale che i confini slittino, è solo che il dubbio non era venuto a nessuno. Beh, del resto è un rapporto tra il sapere e il potere, cambiano i poteri, dunque riscrive il sapere a suo modo. Sì, ma anche poi la geografia, anche delle cose si ricostruisce. Quanti immobili belli sono stati buttati in Sardegna quando è passata la moda? Assolutamente. Quante cassapanche abbiamo distrutto stupidamente, perché arrivava la cucina niponica. Quindi qui c'è una disinvoltura cartografica per cui cade Cartagine, il mondo si è fatto più grande, bisogna adeguare le mappe. Però è abbastanza ridicolo che poi 4 impiegati delle sovrintendenze si mettano a dire no, la cosa non ci riguarda, fanno parte del Mediterraneo ed era un'isola eccezionale. È chiaro che se uno deve giudicare se era un'isola eccezionale dal livello di ricerca e di intelligenza di quelli che come risposta invece di fare un libro firmano degli appelli, non può essere questa l'isola Vito. Ma rispondi in maniera argomentata. Probabilmente questo... Io in 4 anni non ho avuto una risposta, che è l'unica che mi devono dare. Io in 3 anni e mezzo che è uscito il libro non ho avuto questa risposta fondamentale, perché le Sardegne sono 2. Ce n'è una intatta su come Santo Antine e tante altre, Torralba, e ce n'è e anche tutte le DOMS di Anas che hai su nella parte verso Arzachena, e poi c'è delle parti invece della Sardegna, Sinis e Capitano, che sono completamente sul fango. Però diciamo che probabilmente il rapporto con la sovrintendenza riguarda anche tutto il problema di una nuova identità. Parlare della sovrintendenza di Cagliari, l'Accademia dei Lincei, che sono per diavolo l'acqua santa. Cioè, una sovrintendenza che ha foderato a morte un anfiteatro, che ha fatto sbancare la necropoli
archeologica più bella del Mediterraneo, che ha distrutto il vecchio museo di Cagliari, tenuto chiuso per 11 anni, non è una sovrintendenza, è un'ira di Dio, un castigo di Dio. Senti, intanto mi sembra che comunque ci sia una sorta di più facile accettazione, che comunque è un primo importante risultato, dello spostamento delle colonne, mentre invece c'è una difficoltà, non so se tu la ritieni casuale o se comunque anche qua è in parte motivata anche da, diciamo, da motivazioni più ampie, invece una difficoltà a riconoscere nella Sardegna l'isola di Atlante, che tra l'altro dico isola di Atlante perché tu ci tieni giustamente a specificare. Qual è secondo te, diciamo così, il nodo? È solo una questione di tempo? Probabilmente c'è bisogno di maggiori ricerche? Molti di quelli che hanno parlato proprio grazie alla sovrintendenza, cioè la Sardegna è stata blindata dalle zanzare fino agli anni 60, nel 70-75 è arrivato Santoni, capito? Non la conosce nessuno. Cioè, la prima cosa che io ho fatto è portare degli antichisti a vedere i primati anche temporali della Sardegna, e loro è quello che non vogliono. Tu dici non hanno ancora avuto modo di rendersi conto della ricchezza e il terrore è che non abbiano la possibilità, perché non so, c'è una cosa che riporto su questo libro nuovo, Atlantica, che è il catalogo della mostra, di Francesca Carrada, una di quelle che hanno firmato contro di me, che facendo una relazione di Nuragus, su Nuragus, dice fino a 15 anni fa qui i Nuraga erano 30, ora ce ne sono 15, e poi comincia tranquillamente a fare la sua relazione. Ma caspita, ti sparisce la metà del patrimonio di un posto che si chiama Nuragus e non ti indigni? E firmi poi contro di me, e non firmi contro chi l'ha lasciato fare. Insomma, veramente un'isola all'incontrario in questo aspetto qua. Del resto si sa che per anni le sovrintendenze hanno snobbato il patrimonio nuragico, preferendo sempre enfatizzare le scoperte di altre. No, ma io non parlo, no, io sono uno che ha sempre difeso le sovrintendenze, 30 anni allora, sono. Quella sovrintendenza, quel sovrintendente. Però diciamo che adesso... No, capito? Cioè, è chiaro che poi c'erano dei finanziamenti per il Fenicio Unico, per cui in questo momento la Sardegna è ben felice di avere il Museo di Sant'Antioco, dove gli si amputano 3.000 anni di storia. Cioè si comincia a parlare dei Fenici come se a Johannesburg facessero solo il Museo dell'uomo bianco. L'uomo bianco, si scordassero di chi c'era prima.